Siamo consapevoli e anche preoccupati del fatto che la Regione, in quanto come istituzione, purtroppo dal governo Monti in poi sta perdendo costantemente autorità, sia finanziaria che gestionale. Questo sinceramente a noi preoccupa molto, perché avere la vicinanza, avere un controllo diciamo solo centrale romano, sinceramente non ci piace per niente. Quindi noi ci adopereremo come associazione di imprenditori perché la Regione torni ad avere quel ruolo che noi riteniamo fondamentale anche per il supporto delle imprese, e proprio convinti di questo, diciamo, di ottenere questo risultato, abbiamo voluto questa serie di incontri con tutti i candidati alla presidenza della Regione Veneto. Non abbiamo voluto il classico confronto congiunto che facevamo nelle altre occasioni, perché per quanto riguarda la Regione Veneto riteniamo che il nostro scopo non sia quello di mettere a confronto i candidati, ma poter condividere con loro da una parte il loro pensiero rispetto al futuro del Veneto, dall'altra dare noi imprenditori la possibilità di porre i nostri quesiti, i nostri problemi all'attenzione dei candidati. Quindi questa è stata la nostra scelta e questa è la prima serata. Penso che quando avremo finito avremo anche un bel quadro di quelle che sono le intenzioni dei politici che un domani dovranno governare il nostro Veneto. Grazie. Ho il piacere questa sera di essere qui con Usato, che tra i candidati, forse insieme a Zaimo Losin, quello che ho avuto modo di conoscere e frequentare di più, quindi immagino di sapere forse alcune delle cose che dirà, perché ci siamo incontrati anche recentemente per motivi professionali e ho avuto modo di sentire da lui alcune previsioni, alcune idee su quello che è il suo pensiero sul futuro di un Veneto che sicuramente non assomiglia per esempio a quello che immagino racconterà il 28 Moretti, che altrettanto ho sentito, e non so quanto possa vagamente o non vagamente assomigliare, ma credo poco, stando a quella che mi pare sia quello che deve essere il percorso politico, parlando di appunto gli ospiti vicentini, non bassanesi, quello che potrebbe essere il pensiero di un Fabio Tosi, oggi ormai così rivolto a un pensiero criteriano nazionale, di quanto non sia quello di Busato e di quanto pensa nazionale non pensa italiano. Dico bene? Certo, diciamo che d'altro canto l'auspicio in questo senso è quello agli intervenuti che ringrazio di essere presenti e all'organizzazione di Ampindustria che ringrazio di aver organizzato questo ciclo di incontri, è quello di fissare bene in mente i punti focali dell'incontro per poter poi alla fine, sentiti tutti i candidati, potervi fare un quadro e prendere delle decisioni in consapevolezza e non in difetto diciamo di informazione, come spesso purtroppo avviene in molti ambiti. Quindi la prima raccomandazione è quello di drizzare le antenne. Drizzare le antenne perché quando si parla di visione in qualche modo e di ampiezza del programma, bisogna tenere presente che non viviamo in un'isola, e non parlo del Veneto, parlo di Stato italiano, nel quale tuttora oggi fa parte la regione Veneto, isolata dal mondo, ma viviamo in un mondo che oggi è sempre più piccolo, è sempre più vicino, è sempre più un mercato domestico, quindi lo spunto rispetto alla visione nazionale è in realtà quella di un respiro internazionale della nostra azione, di una visione globale, consapevole di una mancanza generale di visione che c'è oggi nel dibattito politico di queste elezioni regionali. Io vi faccio una domanda, poi da soli datevi una risposta. Forse non so se lo sapete, ma se non lo sapete ve lo dico io, tra 10 anni verrà realizzata
una grande rimappatura delle vie di comunicazioni intercontinentali che vedrà il Veneto diventare baricentro e snodo strategico delle tratte intercontinentali di terra e marittime tra l'Asia e l'Europa. Questo non lo dico io, non è una mia, come dire, buttata, ma è una decisione emersa ad inizio novembre scorso in occasione del forum dell'APEC, che riunisce i paesi dell'Asia e del Pacifico, e riunisce i paesi che assieme fanno il 58% del prodotto interno lordo di tutto il mondo, e che così hanno deliberato, ridisegnando le mappe strategiche del mondo, dell'Asia e dell'Europa negli anni da qui a venire. Secondo questo disegno già approvato e con finanziamenti già stanziati, le nuove vie della seta, come sono state ribattezzate, tra l'altro in omaggio a un nostro celebre compatriota di qualche secolo fa, saranno realizzate e completate entro il 2025. Questo è un fatto epocale, perché pensiamo che dalla Cina a Rotterdam e fino a Venezia verranno costruite autostrade a 12 corsie, confermate autostradali che non saranno più Montebello, Montecchio oppure Piovene Rocchette, ma saranno Polonia, Austria e così via. Questo è un fatto che cambierà il mercato e farà sì che la nostra terra, il Veneto, diventi, come dire, questo snodo fondamentale strategico. Domanda, ne parla qualcuno? Queste vie intercontinentali di comunicazione, dove passeranno merci, uomini, culture, vita, e che vedono Venezia come proprio centro focale, sono stimate a valere 21,3 triliardi di dollari. Hanno trovato l'approvazione di Cina, presentata dal Presidente della Repubblica Popolare Cinese Xi Jinping, della Russia e degli Stati Uniti d'America, che a novembre scorso hanno detto sì, facciamole. Hanno visto stanziati in quell'occasione 40 miliardi di dollari per la costruzione delle prime tratte, che si aggiungono ad altre decine di miliardi di dollari già stanziati per i mesi a venire. Domanda ulteriore: qualcuno ve ne ha mai parlato? Emerge una visione strategica che possa permettere al Veneto di arrivare puntuale a questo appuntamento fra 10 anni? O è la prima volta che ne sentite magari parlare? Certo, tra gli addetti ai lavori qualche copertina di Limes è stata pubblicata, ma come dire, per gli appassionati di geopolitica, nel resto del mondo se ne parla e come? Nel resto del mondo questa è occasione di dibattito, nel resto del mondo è occasione di costruzione, di pianificazione di nuove città, magari da 5 milioni di abitanti, come sta avvenendo in Egitto, o come sta avvenendo in Europa, in Danimarca, in tantissime città del mondo che si stanno preparando a questa trasformazione. Da noi in Veneto si parla di cosa? Dei bacicci, delle briciole, della povertà. Non c'è nemmeno la consapevolezza di quella che è la nostra potenza economico-finanziaria, che oggi viene depredata. Questa sintetizzata, visto che dobbiamo parlare di 5 anni di legislatura regionale, equivalgono, considerando un surplus finanziario che il Veneto naturalmente ha tra i 20 e i 40 miliardi di euro, tra la rapina fiscale 20 miliardi, 21 all'anno, gli interessi sul debito pubblico che paghiamo pur non avendolo fatto noi, 9 miliardi di euro, gli sprechi un'altra decina di miliardi di euro, parliamo di 40 miliardi di euro di surplus finanziario che oggi vengono o rubati o bruciati, prodotti da noi, rubati nottetempo o bruciati con politiche assolutamente assurde dedicate al finanziamento del sottosviluppo. Queste in un arco di 5 anni significano 200 miliardi di euro. Sono presenti nel dibattito? Io non ne ho sentito mai parlare da nessuno, non c'è nemmeno la consapevolezza di ciò. E in questo senso quindi la nostra azione è ovviamente impegnata su questo. Non è vero assolutamente che il Veneto è in crisi, no, questa parola non è corretta. Il Veneto è oggetto di un saccheggio
Il Veneto è oggetto di un furto che avviene nottetempo, quando si parla spesso di criminalità, ma la vera emergenza criminalità, dobbiamo dirla con il proprio nome, è data da quelle persone, giacca e cravatta, rappresentanti politici di uno Stato lontano, vengono nottetempo nelle nostre case a derubarci dell'80% del frutto del nostro lavoro quotidiano. A fronte di cosa? A fronte del nulla. Il primo aspetto deve essere questo, la consapevolezza della nostra forza, della nostra potenza. 40 miliardi di euro per 5 anni, 200 miliardi, 10 anni di tempo per prepararci al interpretare il naturale ruolo che ci spetta, ovvero di snodo strategico, di hub globale che possa permetterci di dare frutto, di mettere a frutto il nostro territorio come naturale cerniera tra est e ovest, naturale cerniera tra acqua e terra, naturale cerniera tra nord e sud, e se non l'abbiamo capito basta che guardiamo le mappe. L'asse nord-sud che vede Verona come centro logistico, l'asse est-ovest che vede il Veneto naturalmente essere gateway di questo dialogo tra Europa e Asia, l'asse mare-terra che vede Venezia e la laguna veneta essere naturalmente il fronte e il cancello, il gateway in questo caso, di dialogo tra i flussi. È evidente che questo triangolo che risponde al nome di Veneto ha una potenzialità che oggi non solo non viene sfruttata, ma non è nemmeno conosciuta, non se ne ha la consapevolezza. Fantastico, ma chi vi trovate di fronte? Vi trovate di fronte forse a qualcuno che come al solito vi fa delle promesse sganciate dalla realtà? No, voi qui vi trovate di fronte a qualcuno che per anni ha osservato cosa succedeva nel mondo e per anni ha constatato la differenza abissale tra un mondo civile e lo stato di cose in cui ci troviamo noi, che è molto più simile a un qualcosa che esce dai libri di Kafka forse, ma che non trova corrispondenza con le logiche della modernità con le quali noi tutti dobbiamo avere a che fare, perché io stesso sono imprenditore, voi siete imprenditori e dalla mattina alla sera noi ci scontriamo contro questo stato di cose e ci chiediamo ma perché è stato progettato e architettato in un qualche modo per torturarci e per rendere le cose difficili. Chi mai ha pensato di dare una forma così perversa a un sistema che dovrebbe essere a nostro servizio? Perché guardate bene, uno Stato alla fine è una pubblica amministrazione, una macchina pubblica è una scatola, come una scatola nera, no? È una black box nella quale tu inserisci principi, risorse e uno spirito di comunanza, di riconoscimento reciproco e dalle quali escono servizi e condizioni che ti permettono di avere una vita migliore. Nel nostro caso invece la scatola nera dello Stato è assolutamente qualcosa di diverso, è qualcosa in cui si progetta il nostro danno, si progetta il furto delle nostre risorse ed escono servizi che chiamare tali sarebbe quasi offensivo. Allora bisogna mettere un po' sul piatto, da questo punto di vista, cosa uno propone. Bene, noi siamo consapevoli, lo diciamo e abbiamo un piano preciso che abbiamo già avviato e internazionalmente certificato con riconoscimento diplomatico internazionale per diventare, come dire, a pieno titolo proprietari come cittadini di quei 200 miliardi di euro che in 5 anni lo Stato italiano ci ruba oppure brucia. Cosa vogliamo fare di questi 200 miliardi di euro? Beh, semplice. Innanzitutto, prima cosa, abbassare drasticamente le tasse. Questa scatola nera di nome Stato italiano può essere definita anche in un altro modo, può essere definita inferno fiscale. Non esiste Stato né nell'ambito dell'Occidente né nell'ambito diciamo più della civiltà o comunque del minimo progresso e dell'evoluzione nel mondo odierno che abbia una pressione fiscale
e tra l'altro anche forme di tortura fiscale pari a quelli dello Stato italiano. Quindi prima cosa, con questi 200 miliardi si abbassano drasticamente le tasse. Noi sì possiamo dirlo, perché noi sappiamo dove trovare le risorse per abbassare le tasse. Qualcun altro che parla di abbassare le tasse non si sa a fronte di cosa, farebbe meglio stare zitto piuttosto che parlare di fumo. Quindi al massimo si pagheranno un quarto delle tasse che si pagano oggi, 15-20% di imposte sul reddito delle imprese e delle persone fisiche, come un normale paese civile. Andiamo a vedere i nostri vicini, andiamo a vedere l'Austria, andiamo a vedere la Slovenia, andiamo a vedere la Svizzera, procediamo un po' di più lungo l'area balcanica, vediamo il Montenegro. In Montenegro si paga il 9% di tasse sulle imprese e sulle persone fisiche, ma sono marziani in Montenegro? No, semplicemente si sono fatti i loro interessi, si sono fatti il loro Stato indipendente in forma democratica, tranquillamente, l'hanno deciso loro, la comunità internazionale gli ha detto di sì e tutti sono contenti. Ora è la tigre del Mediterraneo. Cosa aspettiamo noi a diventare la nuova Singapore d'Europa? Mi chiedo. Aspettiamo forse che siamo tutti morti? Aspettiamo forse che le nostre aziende siano tutte fallite? Aspettiamo forse che i nostri giovani siano tutti emigrati? O ci muoviamo adesso che abbiamo probabilmente l'atteggiamento mentale che ci permette di prendere quelle decisioni necessarie nei momenti importanti e abbiamo anche lo stimolo degli obiettivi fra 10 anni strategici? Bene, io direi che è il momento di muoverci adesso. L'alternativa qual è? Qui siamo in una stupenda sala che racconta il teatro. L'alternativa è il teatro. È il teatro a cui abbiamo assistito nel corso di questi 30 anni. Un teatro, magari qualcuno potrà anche così apprezzarlo, ma con un biglietto molto caro per tutti noi. Un biglietto che si è tradotto nella distruzione del nostro tessuto socio-economico. Si è, rivelato attraverso la depressione del reticolo industriale più fitto del pianeta. Eravamo oggetto di studio, lo siamo ancora, perché dicono: ma come fanno a resistere? Non esiste nella storia e nel presente una evidenza di una regione produttiva con un tasso di predazione fiscale come il Veneto e come diciamo anche le province noi confinanti del nord. Non lo dico io, se lo dicessi io potete ascoltarmi e dire è uno dei tanti che parla. No, lo ha detto la Deutsche Bank. Deutsche Bank il 17 novembre 2014 ha licenziato uno studio attraverso il suo ufficio studi in cui ha analizzato il fenomeno dell'indipendenza delle regioni produttive d'Europa. Deutsche Bank ha evidenziato che il Veneto, grazie al referendum organizzato da plebiscito.eu dal 16 al 21 marzo 2014, dice Deutsche Bank, ha scelto la strada dell'indipendenza attraverso un consenso plebiscitario dei suoi cittadini. Lo stesso hanno iniziato a fare la Catalogna e in forma ancora minoritaria ma comunque molto elevata la Scozia attraverso degli altri referendum. E si è chiesto: ma che senso ha tutto questo? C'è un fondamento, ci sono delle ragioni alla base di questo progetto politico, e si sono messi a fare i conti loro, non noi, non i nostri esperti economici, loro, Deutsche Bank, e hanno convenuto che effettivamente sì, l'indipendenza conviene perché oltre ovviamente ad avere un'immediata liberazione di risorse fiscali, come vi dicevo prima, anche l'unica barriera che fino a qualche anno fa inibiva la nascita di nuovi stati indipendenti, oggi grazie al fenomeno dell'integrazione europea viene assorbito, cioè l'insorgere di costi infrastrutturali per la creazione di nuovi stati. Quindi devi creare una difesa, una burocrazia e tutto quanto, che tra l'altro oggi già ci paghiamo annualmente 35 miliardi di euro ogni anno che diamo allo Stato per questi servizietti. E comunque, conclude Deutsche Bank, gli conviene. E come se gli conviene? E siccome non esiste popolo che non faccia ciò che gli conviene, perché sarebbe masochistico, è evidente che l'indipendenza del Veneto avverrà. Questo punto di vista, come dire, autorevole,
è stato ovviamente riportato dal celebre quotidiano finanziario a febbraio scorso di quest'anno, il Financial Times, oltre che dal Telegraph. Spetta quindi ora a noi, imprenditori, cittadini, rappresentanti a vario titolo del Veneto, del tessuto sociale, prendere le decisioni importanti che, come sapete, come per ogni donna e uomo che si vede ad affrontarle, rappresentano il momento in cui ci troveremo soli. Non vorrei scomodare Guareschi quando diceva che nel segreto dell'urna Stalin non ti vede, ma Dio sì. Però sicuramente non vi vedono i partiti italiani che ogni giorno, anzi ogni notte, dopo averli drogato con l'unico sistema informativo non libero, così classificato dalle agenzie internazionali dell'Europa occidentale, dopo averli addormentato durante il giorno con le loro liete novelle, di notte vengono derubati. Loro non vi vedono nel segreto dell'urna, siete liberi e lì potete ascoltare la vostra coscienza, potete ascoltare la vostra speranza di avere un paese civile, un paese moderno, un paese che senza questo dominio dispotico da parte di uno Stato lontano sarebbe tranquillamente una potenza economica e un esempio di civiltà nel mondo. Come immaginate, per lui ha tracciato una visione internazionale mondiale dell'evento che penserà, però poi nel preparare questo incontro mi è stata sottoposta dagli organizzatori una serie di tematiche sottoposte ai loro associati per capire quali erano per loro, per voi, più importanti. E al primo posto, lo dico abusato, la richiesta di sicurezza e presidio del territorio. È evidente, questa è una forma, come dire, base, essere sicuri a casa propria o comunque nella città o nell'ambito in cui si vive è una delle condizioni primarie, no? Che da sempre l'uomo avvisa come propria esigenza. È chiaro altresì che lo Stato italiano non è più in grado di assicurare questi servizi di base, per due motivi essenzialmente. Il primo motivo è che in modo scriteriato non conosce, non sa, non controlla cosa entra nello Stato italiano dall'esterno. E questo lo fa perché è entrato, come dire, in una forma quasi di decomposizione strutturale, non funziona più nulla, non c'è più nulla, questo è diventato un territorio ormai di passaggio, di controllo, non più come dire, sottoposto al presidio statale, al presidio, diciamo, dei servizi di sicurezza. Ma c'era una stupenda diciamo, mappa mentale pubblicata dall'Economist 2 giorni fa su Twitter che identificava il numero di clandestini, di migrazione, diciamo, non controllata, fuori controllo, che entra in Europa e si vede una massa enorme rappresentata dallo Stato italiano, due piccoli cerchi rappresentati da un lato dalla Grecia e dalla Spagna, il resto non c'è, il resto dell'Europa non c'è. Questo è chiaro, rivela il fenomeno che noi conosciamo della immigrazione controllata da un lato e del business associato a questo, e dall'altro però l'altro motivo. Vabbè, uno dice sono in grado di supportare tutto questo, ho dei servizi di sicurezza e di presidio del territorio? No. Ormai abbiamo delle caserme di carabinieri con i carabinieri che si chiudono dentro la sera perché hanno paura di essere assaltati. Cioè ci troviamo di fronte all'assoluta mancanza di servizi o base di sicurezza, ma non certo perché mancano le risorse. Guardate bene che lo Stato italiano è quello che ha il più alto numero di forze dell'ordine in proporzione alla popolazione, il triplo del Regno Unito, il doppio della media europea. Sì, peccato che l'abbiamo trasformato in una fabbrica di stipendi, una fabbrica che non produce quel servizio per cui dovrebbe essere pagata, cioè servizi di sicurezza. E quando lo fa magari in un modo che ci pone anche, come dire, all'indice o all'attenzione delle organizzazioni internazionali sui diritti umani.
Per cui ci troviamo di fronte a un paese che è una barzelletta, non ti dà sicurezza, non ti fa entrare di tutto e di più, perché comunque diciamo quant'è la quota 3.000 euro minimo per ogni immigrato che entra in questo modo, quindi è un business per qualcuno, no? E in più tra l'altro non è che manchino le persone dedicate al settore sicurezza, peccato che fanno di tutto fuori quello e sono loro stesse a non sentirsi sicure. È chiaro quindi che dobbiamo andare verso un modello diverso. Non possiamo pensare che quando una struttura del genere è assolutamente non funzionale, non in grado di erogare dei servizi minimali, possiamo, mettendo una piccola pezza, risolvere il problema. Quello che serve è una radicale trasformazione dei servizi di sicurezza secondo logiche di efficienza, di merito e come dire, di corrispondenza a quello che dovrebbe essere il servizio erogato. Queste cose oggi non ci sono, con 200 miliardi in 5 anni noi siamo, come dire, in grado di fare fronte a questa sfida con la capacità di legiferare che avremo con la piena indipendenza, saremo in grado di disegnare ovviamente uno Stato che possa essere più efficiente e più confacente alle esigenze dei cittadini sul tema della sicurezza. L'altro tema, che ovviamente siamo ospiti di un'associazione di imprenditori, è quello di sapere qual è la sua idea di sviluppo per il mondo imprenditoriale attraverso il sostegno anche finanziario alle imprese. Allora, qui vi chiedo una particolare attenzione, perché siamo gli unici a parlare di questo tema. Io vi faccio una domanda, vi faccio riflettere. Pensate alla più grande azienda del mondo, l'Apple. L'Apple ha una capitalizzazione di 710 miliardi di dollari in crescita, quando pensiamo che l'intera borsa di Milano ne ha 600, la borsa di Mosca 640. Quindi parliamo di un'azienda sola che incassa come cash flow ha più soldi del governo federale negli Stati Uniti d'America. Nella storia mai nessuna azienda ha raggiunto livelli così elevati di capitalizzazione e di successo. Domanda: qualche decennio fa dove è nata la Apple? Dov'era? Era un colosso che è diventato un colosso un po' più grande? Oppure forse era un'azienda di qualche giovane di bella speranza con un grande cervello, una mente fina ma senza $1? Era questo. Ma com'è possibile che un'azienda nata da un garage, come molte delle aziende venete, no? Nata da un garage o dalla volontà di ricerca e di intraprendere di alcuni giovani coraggiosi in gamba senza soldi, sia potuta diventare la prima azienda del mondo e della storia? Semplice, non è andata in banca a chiedere soldi. Un'azienda veneta oggi può permettersi questo lusso? No. Il nostro sistema creditizio è esclusivamente banco dipendente, banco centrico. Tra l'altro è bancocentrico in una situazione in cui noi abbiamo un sistema bancario affetto da nanismo e intossicato da una situazione debitoria di sofferenze bancarie, magari anche perché fa fronte alla questione, la piccola questione del debito pubblico più preoccupante e minaccioso dell'intera Europa. Quello che proponiamo noi è di rifarci al primo esempio e quindi stiamo catalizzando, informando gli imprenditori veneti con incontri riservati ad hoc, e in questo senso siamo a disposizione degli associati per approfondire in separata sede in luoghi idonei l'introduzione nella società civile veneta di nuovi sistemi di capitali che siano confacenti alle sfide della modernità, che siano in grado di far apportare alle aziende venete che hanno progetti, idee di impresa meritorie, che hanno visione, che hanno le basi per poter generare business, il capitale di rischio necessario affinché facciano proprio questa sfida. Accompagnare magari un sistema che le accompagni a raggiungere questo obiettivo. Uno dice: chimera, sogno. Nel mondo civile esiste, nel mondo civile è pratica quotidiana. Noi questo siamo determinati, lo stiamo già oggi portando
come cultura nel Veneto, affinché la società civile veneta, affinché gli imprenditori, gli investitori veneti si dotino degli strumenti economico-finanziari globali che possano permettere al nostro territorio di raggiungere gli obiettivi che noi siamo in grado di raggiungere, di cogliere la sfida che ci è propria della modernità. Questo sistema si chiama private equity, si chiama venture capital, è oggi possibile crearlo anche nel Veneto, pur all'interno dell'Italia, attraverso degli strumenti specifici comunitari, perfettamente legali e perfettamente in uso dappertutto fuorché in Veneto e in Italia. Siamo pronti ad accompagnarvi in questa sfida e penso che sia una sfida assolutamente necessaria da intraprendere per gli imprenditori, per gli risparmiatori. E siamo determinati in questo senso a cambiare drasticamente il sistema e l'esigenza che hanno le aziende di avere capitale fresco nelle proprie casse. Lei parla di un Veneto del futuro, un Veneto internazionale, un Veneto mondiale, ha parlato anche delle grandi vie di comunicazione, però le faccio un'impressione che ha già sentito, ma è doveroso visto che poi purtroppo il problema delle infrastrutture della viabilità al quarto posto tra i punti di interesse dei nostri amici dopo la sicurezza e il sostegno finanziario alle imprese e proprio l'indipendenza del Veneto. Molti si domandano, ma a questo punto a Desenzano piuttosto che si paga tra la barriera, il confine, la dogana, come funziona, perché in realtà è una seccatura a volte, lo dico passata, no, io dico che francamente si va da Trieste fino a Milano senza pagare l'autostrada, poi quando sei a Milano, che rimarrebbe in Italia comunque, per motivi che mi sfuggono, comincia a incappare una serie di barriere che non mi spiego, però è anche vero che qui in Italia e nel quale Veneto paghiamo un solo biglietto, ma per motivi ben sconosciuti paghiamo anche 2, 3, 4 consigli di amministrazione di tappe autostradali che a me sfugge perché siano spezzettate. Si potrebbe tornare qualche accidente, francamente a mio avviso, io ovviamente sono un sognatore, ma un domani cosa facciamo? Mettiamo allora perché voglio dire, il confine Italia-Veneto, il confine Veneto-Friuli-Venezia, io metterei la licenza rinnovata, non lo so, cioè, che succede dopo? Beh, allora questa è una domanda che mi ha fatto. No, anche perché poi le battute, comunque sia, facciamo fantageografia, fantapolitico, realpolitico, non lo so che sia, se domani qui siamo in Veneto e quando passiamo appunto abbiamo intorno a Sirmione, sempre Lombardia, dice l'autostato e quindi le casse vanno separate, come oggi quando vai in Austria piuttosto che in Slovenia, devi mettere il bollino perché l'autostrada è un'altra cosa. Allora, noi qua abbiamo fatto, rispondo per una battuta con cui ho risposto a Cruciani, Radio 24, quando me l'ha chiesto, no? Relativamente al fatto dei confini, ci saranno le dogane. Ci saranno due segnali che indicheranno il fatto che si arriva in Veneto, magari dalla Lombardia. Primo ti arriva un sms dal gestore telefonico da Vodafone Veneto che ti dice benvenuto in Veneto, queste sono le tariffe che saranno se dice benvenuto in Veneto ma mi dissocio perché uno arriva in Veneto e te lo devi dire in italiano, io arrivo in Francia e lo dico in inglese. No, ma noi non siamo una forza indipendentista di tipo folcloristica. No, perché la lingua non c'è? Sì, ci sarà, ma non disdegniamo l'italiano. Ricordiamoci che abbiamo avuto alcuni tra i più importanti esempi di letteratura anche in lingua italiana proprio in Veneto. Quindi bilinguismo? Assolutamente. Bilinguismo? Assolutamente. Anche nei testi? Ma ci sarà quello che c'è in qualsiasi paese civile che parla più lingue. Se lei va in Svizzera non si fanno certo problemi, ma anche in Friuli. In Friuli hanno dei segnali bilingue, per cui non sarà certamente questo un problema, però lo facciamo in modo moderno e funzionale, chiaramente. Però l'altro aspetto, oltre all'SMS del gestore telefonico, dell'operatore telefonico, sarà invece che magari quando arrivi da Desenzano passi la barriera al casello all'uscita dall'Italia, perché le autostrade per esempio magari saranno gratis, no? A parte la battuta, il concetto invece importante è quello dell'infrastruttura viaria. È evidente che abbiamo un sistema viario che non è adatto a cogliere quelle sfide che dicevo all'inizio,
fra 10 anni noi saremo snodo logistico e baricentrico di queste nuove grandi tratte intercontinentali, è del tutto evidente che non sono tracciate, ma è del tutto evidente che serve da un lato la capacità economico-finanziaria per realizzarle, dall'altro la capacità decisionale per poter prendere le decisioni necessarie. E quindi in questo senso noi abbiamo una visione, un disegno strategico e un piano di attuazione di questa nuova infrastruttura viaria che tra l'altro possa prevedere, giusto per dare una chicca, un'integrazione che oggi non c'è. Noi abbiamo sempre a livello di trasporti 4 aeroporti di primo e secondo livello e 6 aeroporti di terzo livello. Non esiste un sistema di trasporto aereo integrato. E chi ne rimette? Per esempio ne rimette il sistema turistico, il sistema di trasporti punto a punto all'interno della regione o per le entrate. E guardate che non stiamo parlando di fantascienza, stiamo parlando di qualcosa che semplicemente con un minimo raziocinio oggi con le strutture già esistenti si potrebbe attuare. Noi stessi abbiamo già pubblicato un piano di mobilità integrata per i passeggeri che possa permettere a un turista, per esempio da qualsiasi parte d'Europa, di arrivare in aereo a Venezia e di andare in treno in una qualsiasi località turistica del Veneto. Sapete quanti chilometri ferroviari mancano per redigere un piano integrato di questo tipo in Veneto? 8 chilometri. Con 8 chilometri di ferrovia, ovviamente e un po' di intelligenza, noi siamo in grado di far arrivare un turista e portarlo a Jesolo o a Cortina direttamente in treno o attraverso un sistema che gli permetta di non prendere altri mezzi se non un mezzo di trasporto pubblico di questo tipo. Per cui da questo punto di vista la cosa sconvolgente che emerge è che manca una visione d'insieme. Io ve lo dico da turista perché una delle mie passioni è fare viaggi, andare a visitare i paesi in bicicletta. Se tu vai come turista in bicicletta in Germania, a New York, in Giappone, in qualsiasi paese del mondo, tu arrivi e hai un sistema integrato di fruizione dell'offerta turistica attraverso il mezzo che hai scelto per visitare quel paese. Tra l'altro ve lo consiglio perché visitare in bicicletta una città o un paese è straordinario, hai la capacità di vedere delle cose a una velocità che ti permette di gustare. Avete provato a fare il turista ciclistico in Veneto? Che te copi? E guardate che non serve molto, Anche qui manca ovviamente la minima capacità di capire che il Veneto è un sistema da questo punto di vista per quanto riguarda le infrastrutture che ha bisogno di un piano strategico, ha bisogno di una capacità di attuazione e ha bisogno delle risorse economico-finanziarie per poi dargli una praticità. È evidente che questo c'è come esigenza, ma è del tutto assente nella testa degli amministratori attuali che pensano ad altro. Io spererei ci fossero, chiedo appunto domande da parte vostra, io ne ho fatte alcune poche per rompere il ghiaccio, ma sia da parte del pubblico che da parte dei colleghi, se c'è il piacere di fare una domanda sarebbe interessante sicuramente.